Entri, ti guardano tutti e in quel momento senti una cosa chiarissima: non sono pronto. E da lì parte tutto. Cerchi di controllare, di fare bene, di non sbagliare. Parli di più, ti irrigidisci, ti aggrappi alla lezione. Ma più cerchi di essere perfetto, più perdi contatto. Perché loro non stanno guardando solo cosa dici, stanno guardando te. E se sei rigido, insicuro, troppo teso, lo sentono. E così iniziano a testarti. Il punto però, ricordalo, non è sembrare sicuro, è invece reggere il fatto che non lo sei, perché è lì che costruisci davvero il ruolo. In Gestire gli studenti difficili, guida psicologica e pratica per insegnanti, parto anche da qui, da cosa succede dentro quando inizi davvero a insegnare. È disponibile su Amazon, link in bio.